Torna nel cuore della Quaresima una delle più antiche e sentite manifestazioni della tradizione religiosa e popolare siciliana, la Passio Christi, la sacra rappresentazione del martorio che si terrà a Ioppolo Giancaxio il 28 marzo, vigilia della Domenica delle Palme. Radicata profondamente nella memoria collettiva della comunità ioppolese, la sacra rappresentazione trae ispirazione dai testi dell'Orioles, prezioso patrimonio letterario e spirituale che ci ha lasciato il cavaliere Filippo d'Orioles, poeta e drammaturgo siciliano, ed è stata nei decenni attualizzata e reinterpretata con l'inserimento di adattamenti del choros, dei lamentatori, dei portatori del Corpo Santo e dei cantores, che eseguono in polifonia testi antichi della tradizionale, adattamenti questi che conferiscono al martorio di Ioppolo un tono corale intenso, emozionante e coinvolgente. Questo evento non è soltanto una drammatizzazione della passione di Cristo, ma rappresenta per la comunità ioppolese un forte momento identitario in cui fede, arte e tradizione si fondono in un rito collettivo partecipato dai cittadini, attori locali e gruppi amanti delle tradizioni dei paesi vicini. La scena della flagellazione, della condanna della Via Crucis fino alla crocifissione, della scinnenza, della cunutta, fino al sepolcro si strodano tra le vie del paese, trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, arricchite da musiche, canti, costumi che evocano l'atmosfera sacra e popolare delle origini. È un appuntamento di intensa spiritualità, ma anche un evento culturale di alto valore antropologico che rinnova il legame tra il passato e il presente, tra il popolo e la propria memoria. Una tradizione che si rinnova per rimanere viva, adattandosi ai tempi, ma allo stesso tempo una tradizione che viene evocata per connettere il presente al passato. Tutto questo oggi è ancora possibile grazie all'impegno di tante persone e di varie associazioni che danno il proprio contributo alla realizzazione di questo evento. A ciascuno di loro va sincero ringraziamento della Proioco di Ioppolo Giancaxio, in particolare vogliamo ringraziare l'Associazione La Fenice, l'Associazione Calliope, il gruppo dei lamentatori di Giardina Gallotti, quello di Calamonici, il Corum Querentes Popule Meus di Bivona, il coro polifonico Magnificat di Agrigento. Appuntamento per vivere insieme la Passio Christi il prossimo sabato 28 marzo a Ioppolo Giancaxio in provincia di Agrigento dalle ore 19 in poi.